Il percorso alla scoperta dell'evoluzione del cristianesimo nel Veneto orientale trova le sue origini nella lontana Aquileia, fondata nel 181 a.C. In particolare con la costruzione del primo edificio paleocristiano, la Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta, fondata nel 313 d.C. dal vescovo Teodoro e riedificata nell'XI secolo rispettando la costruzione originale. Al suo interno si può ammirare la caratteristica pavimentazione a mosaico, utile oggi per comprendere meglio il passaggio tra religione pagana e cristiana. Spostandoci a Concordia Sagittaria, antica colonia dell'Impero Romano, un tempo denominata Iulia Concordia, troviamo un'altra splendida testimonianza che segna il passaggio al cristianesimo. Si tratta della Tricora Martyrium, risalente al 350 d.C., una piccola basilica a 3 absidi circolari che fu costruita per commemorare i martiri concordiesi delle persecuzioni volute dall'imperatore romano Diocleziano. Seguendo il percorso guidato si possono visitare anche i resti della Basilica Apostolorum, risalente al 381 d.C., costruzione tipica paleocristiana a 3 navate con capitelli corinzi e pavimento a mosaico. L'attuale cattedrale di Concordia, sorta intorno all'anno 1000, si trova subito sopra il complesso archeologico e ha mantenuto l'originale struttura architettonica. Al suo interno si può ammirare una varietà di stili, a testimonianza del passare delle epoche. L'altare maggiore è di età barocca, un'acquasantiera in marmo greco del I secolo d.C., numerosi affreschi sulle pareti delle navate laterali e una cappella dedicata ai Santissimi Martiri Concordiesi, dove è custodita una tela del Padovanino risalente al 1600. Sul pavimento della cattedrale sono ben visibili i resti della Basilica Apostolorum. All'esterno troviamo il battistero romanico, monumento di grande pregio e perfezione, con influenze di stile ravennate bizantino. È una costruzione che risale intorno all'anno 1000. L'interno è affrescato con figure di santi e storie della Sacra Bibbia.